30 anni fa, Papa Giovanni Paolo II era in Veneto per visitare la terra natale dei suoi predecessori. Vittorio Veneto, dove era stato vescovo Albino Luciani, il Papa del Sorriso Giovanni Paolo I, 33 giorni appena di pontificato, Riese, il paese di Papa Pio X. Saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di questa località che si chiama Cendrole, un santuario della Madonna. E poi Treviso, una visita che ha lasciato il segno e tanti ricordi in chi lo accolse e lo accompagnò in quella giornata. Quel giorno in castello la presenza del Papa era una presenza affettuosa, una presenza semplice, una presenza immediata, non la presenza di uno che incute. A Riese Wojtyla ha rievocato la figura di Pio X, il Papa che all'inizio del secolo scorso ha impegnato tutte le sue forze per un riordinamento pastorale della Chiesa contro la minaccia del modernismo, il ricordo più bello di quella straordinaria giornata. La tenerezza di Giovanni Paolo II nell'accostare i bambini della nostra famiglia. C'è una fotografia di lui con un bambino, poverino e senza mezza faccia, e lo abbraccia in un modo così delicato, così bello. Ovunque in quel 15 giugno di 30 anni fa, tanta gente, folla di fedeli come quella che anche oggi accompagna le uscite di Papa Francesco. Abbiamo avuto dei papi in questo periodo che hanno lasciato e lasciano il segno.